Taralli napoletani dolci. Sono dei taralli spettacolari, frollosi, pieni di mandorle sgusciate, queste con pelle. Come aroma abbiamo l'aroma dei roccocò napoletani, quindi un pizzico di pisto napoletano, che è un insieme di spezie, di chiodi di garofano, coriandolo, noce moscata e cannella. Per prima cosa in planetaria mettiamo, come una classica frolla, burro e zucchero a velo. Per passare questi due ingredienti in una classica frolla, a questo punto inseriamo il tuorlo d'uovo, l'ammoniaca e il lievito per dolci. Facciamo impassare il tutto. Facciamo amalgamare questi ingredienti fino a diventare una sola crema, per poi inserire mandorle e farina. Nel frattempo impasta la frolla, andiamo a tagliuzzare le mandorle grossolanamente, non piccole. Mettiamo l'aroma pisto nella farina, mettiamo la farina e le mandorle nella frolla. Aspettiamo che si fa un unico impasto. Dopo 2-3 minuti l'impasto è pronto. Lo mettiamo in un recipiente. Mettiamo l'impasto una mezz'oretta in frigorifero o addirittura in freezer se fa caldo. L'impasto si è rappreso ovviamente in frigo o in freezer. Andiamo a tagliare dei pezzi, andiamo a pesare pezzi da 50 massimo 60 grammi. Prendiamo un singolo pezzo, andiamo a fare un bastoncino in questo modo e a chiudere. Su una teglia con foglio di carta da forno. Adesso andiamo a cospargere di uovo sbattuto ogni singolo tarallo. Come vuole la tradizione, mettiamo mezza ciliegia candita rossa laterale. Inforniamo a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Facciamo asciugare bene i taralli dopo 25-30 minuti. Guardate che spettacolo, sotto devono essere questo colore bruno e sono pronti. Non fate stare di meno, altrimenti vengono molli. È bello perché è friabile, zuccherato e allo stesso tempo mandorlato al punto giusto. Ragazzi, questo è il vero tarallo dolce napoletano. Seguitemi su tutte le mie pagine social, Simone Esposito Pasticcere. Alla prossima ricetta, ciao a tutti!